saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Oi Faidamus de. Oi Faidamus de Limbasarda, narimoso finza a desimpreo desa Limbasarda e desa pubblicazioni che sono state fatte da Bartolomeo Porcheddu, che tenimos come ospite, e ti torno grazie a Bartolomeo per essere... Grazie a voi. Bartolomeo Porcheddu, una presentata, che è una delle personalità in Sardegna che ha iscritto operas a finzas in lingua sarda. Narimoso che a postisi desa laurea in scienze politicas in Università de Tattari, vi sei specializzato in studios sardos in Università de Casteddu. Intre as attividades tuas aumentamos in su 2013 has ideado e scritto sos textos in sardo per aumentare entrada in su 1796 de Giovanni Mariangioi in Ossi e in Tissi. Mancari si potete finza fare qualche accenno a quest'opera. In su 2008 ha fatto nascere Ghiadus, a rivista in sardu Logo Sardigna, che ha tenuto vita naramisi sovardinde finza a su 2017. Membro dell'osservatorio regionale pro la lingua sarda della regione autonoma di Sardegna da su 2012 a su 2014 e poi si vinse a professore in Università di Casteddu del laboratorio di lingua sarda in su curso FILS, che è stato fatto, lamentamos formazione insegnantes in lingua sarda, proprio una convenzione sinomamento tra Università di Tattari e Casteddu e sa regione. Ecco, Bartolomeo, partimos proprio da su 2013, quando tu hai ideato e scritto sos textos in sardo per aumentare l'entrata di Angioi, e te esperienza è stata e poi te hai fatto questo textos. L'esperienza è stata bellissima, che abbiamo posto un pare centinaia di figurantes, tutto vestidos con sus costumes de su tempus. È stata una bella cosa che ha pagato in archivio di Stato di Casteddu su documento in naraia da che Giovanni Mariangioi sia passato in Ossi. Ed è una cosa di importante che sono libero, narramos di storia questo ufficiale, questo passaggio non bivu di Angioi andai dai dissi direttamente a Florinas ed era un po'. Mi sono preguntato io e tutto, ma come ti ha fatto andare a Florina, stai via Pavlosa, passare in Ossi? E stando in una chirca che è stata fortunosa, ha pagato questo documento, proprio firmato dai Angioi, Ossi 3 giugno 1796. È stata una cosa di conseguenza con altri amici e associazioni di Ossi abbiamo deciso di fare questa dia particolare di aumentare a Giovanni Mariangioi e abbiamo elaborato un testo tutto in sardo, tutto fatto in sardo. Pertanto possiamo immaginare che narrare 100 e più figurantes con soscados, con tutto da voi una rappresentazione proprio vera, che pare davvero, ed è restata in questa memoria storica che da voi abbiamo fatto su filmato, come documento che è abbarrato, e pertanto una cosa vero bella. Abbiamo fatto da voi sul gemellaggio vista con Bono, che Giovanni Mariangioi fu del Bono, pertanto abbiamo agattato questa occasione se vinse per non legare a Bono in queste manifestazioni culturali. Comunque è stata una bella cosa. Bene, infatti si pensa a rappresentazione costituita possiamo narrare a livello visivo, a livello possiamo narrare spettacolare, qualche cosa di bruso completo, non solo qualche storica, ma pensa sul coinvolgimento della gente in questa cosa, insomma. No, ti faccio questo complimento, è chiaro che sono cose che andano a vincere incentivate. Poi ti voglio preguntare proprio della esperienza come direttore del Logo Sardigna, come mai narimoso è stata acabata questa esperienza, come nasce da prima di tutto e te has prodotto fino a livello di rivista in questo anno? Ma è stata su Mattesi una scommessa che è difficile a mandare avanti una rivista tutta in lingua sarda. Però abbiamo agattato inizialmente l'aiuto di questa regione, in più da voi questa novità di Mattesi
ha causato una curiosità da parte di chi queria di scrivere in sardo e in più ancora gente che queria scrivere in sardo mi a meda. Ma vai affistamento a gente chi scrive in italiano e queria la traduzione in sardo e di questo so forse di più. Gente che mi ha mandato mi dia a piacere a vedere un articolo mio in sardo, non bisco scrivere, che abbiamo competenze a scrivere in sardo, no. Però mi dia a piacere a vedere un articolo mio tradotto in sardo, corretto, fatto come si tocca. E pertanto per un certo periodo abbiamo fatto questa esperienza che è stata su Mattesso una bella cosa. Da poi come tutte queste cose vada un apice e da poi si va da mano a mano e da poi la multiplica serrare che avete in suo frattempo ha pagato altre occasioni di studio chi mi ha posto adenanti di un bivio, deve separare che è di una vorchida, in sardo, che è il cammino che relleare, a manca o a destra abbiamo avuto il cammino che ha sempre seguito, no? E da voi, quando ha fatto una grammatica comparata sardo-latina, che ha scoperto cose importanti e meta. Andiamo a fare dare, ecco. Di fatto, e tanto in cui ha potuto decidere o leasa o sigisi con la lingua sarda, ma senza naturalmente che la mollare, che non l'ha mai mollata, però si impegna fu da questo questa rivista. Oppure ti deve dedicare a questo studio, che avete fatto una scoperta caimanna del latino, che non è una lingua mamma del sardo, ma è sta simbesse. Ecco, fatte una scoperta caimanna, mi devi a vero dedicare ai gusti studios pro mandare adelante questa tesi. Difatti, Duca si stato un severo vinzas d'importo, che due aumentiamo in maniera meda l'estra, finzas a trasoperas che ha fatto traduzioni in sardo, andiamo a fare finza di questa tesi che tu sostenisi, che non è su sardo, che deriva dalla su latino, che in su mainstream comune, insomma, bene di considerata su sardo una lingua neolatina, una lingua romanza, e di interesse umano, andiamo a fare tra pago, traduzioni in sardo del libro Santo Antini, Storia per Storia e Sagra, poi monografia, come il logo de Sardegna, una monografia su Preossi, i Barracelli, la lingua della carta de logo, dai Noeni su numene Barisone, origine di su numene dunque etnonimo de Sol Longobardo, questa è un'opera di Sudomisa Bindighi, Bardi, etimologia e storia, sì. E poi la grammatica della lingua sarda comune di Sudomisa Doi. Dunque, finza se narimoso un scrittore fecondo come si narra, una produzione di sicuro e di importumano, ma venimos in si specifico Bartolo su latino e lingua de Sol Sardos. In questo libro tu dimostra che su latino è una lingua che da sardo e non a simbesse, andando contro a suoi studi tradizionali, mainstream, contro a suoi accademici, a sua cultura ufficiale, contro a questo che abbiamo sempre studiato. Che su sardo è una lingua romanza, neolatina, che viene da su latino. A questo proposito, questi studi sopra le basi scientifiche a fare questa affermazione e ha agattato a resistenza o critica a questa tesi. Deo hai già pubblicato, come ti sei sanato tu, come Parizzo Libero, che hai già aperto un vago su cammino pro beside a fora di Sardegna, come ad esempio sul libro Bardia. Ed ha pagato questo toponimo in tutta canta Europa, che ha da suo stesso significato che ha in sardo. E pertanto già dai tanto Deo mai ha posto in concasa si idea, ma come mai questa per aula è spargida in tutta canta Europa, in plus in Africa e in Oriente. Da poi però ha pubblicato la prima grammatica della lingua sarda comune, questa è una cosa importante su Mattessi, pro a mia, per la formazione culturale mia, che da poi supera la falsa riga di questa grammatica che rievaghere la prima grammatica comparata sardo-latina. Chi non ne ha mai fatto, non va di studios in questo senso, tutto narrano, tutti sono linguisti, narrano che su sardo è la lingua che si accorzia da di più a su latino, però nessuno ha fatto una indagine scientifica precisa, e cioè una comparazione di elemento con elemento.
Io da che ho iniziato in questa andera non mi immaginai assolutamente nulla, io pensai assolutamente che era una grammatica comparata come cosa che ha fatto per la lingua sarda comune. A un certo punto però, quando io ho comparato tutti gli elementi del sardo e sul latino, ho capito scusa che si narra una corrispondenza con sul latino e cosa invece che si narra dissonanza. E sa corrispondenza fu un'imeda, come ad esempio so verbo latino su un commento so sardo de oe, quindi la differenza tra sul latino e sul sardo in questo senso con so verbo è proprio paga e nuda. A parte che archi sintassi che è diversa, ma su vraico de sa frase, però noi si leamo su verbo so semplice, agattiamo su proprio una corrispondenza quasi de su tutto, con su sardo. In Brusio una cosa curiosa, ha pagato su verbo sardare, vi fu dando su verbo sardare, che non è l'hai adattato, che magari non vai a posto manco conca, però proluidere. Su verbo sardare che narrare in ragionare in italiano, a ragionare con un intelletto fino come un sardo. Che li annare. Interessante è interessante meta, che è un verbo autoreferenziale e pertanto non può essere stato sul romano a dare un verbo de gai, ma chi è vivo di primo. Però questo fu tutto narramo su segnales che mi giudiano, mi fa vedere che devo fare nella strada proprio diretta. Sa dissonanza dove che le sono? Sa dissonanza dove abbaido ed è questa parte su morfema nominale del suo numenes, del suo aggettivo e del suo pronumenes, che è differente del suo nostro. Che sul latino contiene del suo caso sono questo che bisogna in greco e fisicamente è una tra lingua che hanno dai tedesco a tutta questa parte orientale della lingua europea. Studios classicos lo comprende. Chi lo comprende? Ecco, in questo caso, tanto Dio mi ha posto un problema e ha ponato, ma come mai sarà ighina sul latino e sarda, ma sarà ighina di tutto sul latino? Questa è una cosa incredibile quando uno fa questa comparazione, e invece su morfema nominale è greco, che è precisa su greco. Quando greco e latino, greco e sardo, sono due lingue di tutto differenti. E quindi proprio come agattare un arbore di bira e sopra invece bessamela. Cioè non è possibile, è una cosa innaturale. E non va da due lingue in questo mondo che hanno questa particolarità, ossia da chi ha sarà ighina di una lingua e un morfema di un'altra lingua che è di tutto differente. Io da voi va studiato sopra, ma poi da tutto filmato, adesso specialista, adesso latinista, docente universitario, e tutto narraiana su morfema del su latino, morfema nominale, è preciso a su greco, però in oghe vada un dibattito, una questione aperta con tutto, chi era una cosa, chi era satira, ed io tanto mi ha posto a chi mi pregunta che si pone di un giornalista, chi è, commente, quando e proitte. E sono andato a vedere soldati storici, cioè io da voi luogo ma immaginato e ti via successo storicamente, che ho detto che è un passaggio storico. E siccome hai già studiato la lingua della carta di luogo, che vuole una lingua naramo fraigata a taulino, cioè standardizzata, questa lingua della carta di luogo è uno standard. Antelitteram. È uno standard che però paga se riescono a comprendere che noi sì, la lingua nostra sono del suo campitaneso e del suo locutoreso e della mesania sono precise, narramo in una certa maniera. Però tanto è difficile agattare questa differenza della carta di luogo, però un esperto bi esiste. Mentre invece la lingua del suo greco e del suo latino e del suo sardo sono del suo tutto differenti. E però tanto in cui tu questa differenza la gatta luogo è immediata. E da questa esperienza che ha già tanto sono andato a cercare questi elementi storici quando che ho subito pensato che questo ha avuto una lingua fregata a tavolino, e cioè una lingua standardizzata.
Tanto sono andato a vedere sul documento, sono appagattato sul documento, se noi narraiano che sul latino, ad esempio, ti ne fatto una, però non fare tutta canta sacra una storia, in su secondo secolo apustis de Cristo, uno letterato latino narra che a Roma non si va da più sul latino, cioè in su secondo secolo apustis de Cristo. Però tanto si pensa che invece in so secolo dei nanti si va da ia sul latino, quindi già ha pensato che ad un decadimento del suo latino, un abbandono del suo latino e che la lingua sia cambiata di cane. Ma da poi invece, a vedere vistamente a suoi altri autori del suo primo secolo, innanzi di Cristo, tutto narra che sul latino fu una lingua del sudotto barbara, intesa come occidentale, e del sudotto greca, quindi lunara è vero che individua una parte greca. E che non è che il romano lea una parte greca. Il romano lea una parte greca quando conquistano militarmente su meridione dell'Italia e noi viviamo sta colonia Grecia, la colonia greca. E quindi pensano di imparare un'altra lingua ufficiale. E quindi, siccome vincamente esattando questo impariano su sardo come lingua ufficiale in Roma, tanto che mutare questa situazione dal momento che Roma diventa da impero da città, in questo impero entrano le colonie greche del suo meridione, che funi città meda importanti, ricche, quindi non possiamo pensare a suo meridione dell'Italia di oggi. Tanto città come Taranto e Crotone viene come potrebbe essere Venezia o come potrebbe essere Firenze. Città ricche, belle, piene di literatos grecos. Però tanto sono romanos tentano e tengono tutto sul literato greco, sono più importanti che non giocano a Roma, e uno dei gustos literatos Livio Andronico è stato ad essere il primo che ha da fare una esposizione de teatro in lingua latina comune, in su 240 innanzi de Cristo. Beh, proprio si adatta, lo cita fisamente a Tito Livio, cioè bisogna tutto so momento, sa fonte storica inequivocabile, che gusse proprio sul primo momento in cui si impara da ufficialmente la lingua latina comune. Della poi chiamata lingua latina comune, capite? Su che cosina la coinè, no? Ecco, la lingua comune. Capite, sono romano, hanno già un'esperienza in questo senso, e là hanno proprio da esagonia greca, si schiano, conoscono la storia, e fiano affascinatos, ammaliatos, potremmo narrare in sardo, dalla storia greca antica, e però tanto sognaiano, o pensaiano di essere come eroi, grecos, epicos, no? E però tanto, finché questo ha contribuito a fare, a leare questa decisione di fare una lingua comune in un so greco. Lo hanno posto, Saraigina sarda, un pare a su morfema greco. Questa lingua però, prossa parte manna dei sos abitanti, dei sos cittadini, fu incomprensibile. Ma proite, capite, sa sintassi è del sodotto differente. Noi impariamo sos articoli, sa preposizione, sa proligare il suo complemento, sa su verbo, invece in questo caso si imparano sos casos come abbiamo una di Sara. Però tanto può poter e fai dare la lingua correttamente, la lingua latina, tocca a dare una preparazione culturale del livello artu meda. Pensa che questo è sospizzinos de sos liceos resessi una malapena a fare questa traduzione proprio per questo motivo che deve passare da un sistema fondato su articoli e preposizioni a un sistema fondato su casos, quindi su carvedo nostro non è abituato. Però tanto potremmo immaginare il popolo di tanto, quindi questa lingua è nascita morta, che la podia da fare dare e via chi è da un grado di istruzione elevata. Su popolo però tanto non l'ha mai fai data. Che poi può essere chiaro, Bartolo, non è che sul latino non è mai esistito, effettivamente beste come lingua si è sviluppata finza in sas colonias romanas, da Africa romana, finza a Inghilterra, burus, espogusto, ducas a totus imperu romano, però due sostenis in pratica che
cioè sul latino bene da questa reighina sarda, però la pregunta è vinza non solo de ordine linguistico, ma vinza di ordine politico, cioè come è possibile che una civiltà manna come questa di Roma è pedeleato da una civiltà pocantu narimoso manna, ma non come questa romana che fu di questa sarda. Come è possibile vinza a livello culturale, politico, ba qualche cosa che sono storici hanno cuato, ba qualche... cioè te pensa su questo? Io penso che sono studi storici in Italia, ma frinza pro una questione politica, fa che tutto quanto l'impero di Roma arrivino a sos etruscos, da poi a sos grecos e si firmano in cue. Non abbaidano la civiltà di chi beste innanti. La civiltà di innanti ha da qualche cosa come minimo 3.500 anni di tempus che se noi lo confrontiamo con sos 600 o 700 anni dell'impero romano, questo 3.500 anni è andato qualche cosa, fisicamente culturale, Deo creo. E infatti sì, io convinto dei gusti che Roma fu una città che ha alleato questa cultura dagli annusi. E noi in questo periodo di questo 3.500 anni, che possono andare, giusto per non comprendere, dai su Neolitico a Savini del Bronzo, narramo dai Domus degli Anas a Sonnuraghes, ecco, in questo periodo che da poi è stata meta per smanno, però Dio so battene per difetto sempre, promitennere calmo. E in questo periodo noi siamo dati a Tottacanto sul Mediterraneo una cultura che è incredibile, che noi non conosciamo o conosciamo solo in minima parte. Come via va dai studiosi, insomma, da chi si sono applicando in questo periodo storico. Però vinza a poco tempo a Como, questo periodo storico non veniva trattato. Sono nuraghe se venivano considerate muridinas da Petra, o comunque basta. Sono spuzzo sacro, sono tomba dei giganti, non venivano considerate pro su valore chiana effettivamente. E pro tanto non viene considerata su matessi tempo su sa limba, sa cultura che noi abbiamo dato in questo periodo a tutto quanto sul Mediterraneo. Ecco proite da poi quando Dio ha fatto questa scoperta tutti si sono alzati, se no non è possibile tutto, non è possibile proite che noi si vediamo su Oe, sa Sardegna con so sogros de Oe, non la vediamo con so sogros de Deris, dei Nantes. E questo su. Fai dato vinza accoglienza di questa tesi, ma bisogna stata sa vinza critica sanarimoso da parte del suo mondo accademico e besti stata vinza qualche studioso che ha da accolto in maniera interessante questa tesi che tu sosteni, che qualcuno che invece dà un resone o comunque tenere un atteggiamento finza de penso, de meleto su questa cosa. Beh, resistenza binameda, noi dobbiamo considerare che da mizzas de latinistas che hanno sempre studiato questa materia e pertanto non era mai questo tenere bessido a me. Però da poi io di solito non ando a mi scontrare con un muro di gomma e a rimbalzare. Quando ho capito che in oghe non vai a nulla di te fare, che ormai tutto hanno questa mentalità ed è difficile a che lo sboccare dai questo pensamento. Ma quali sa duda e tornare a però sa duda la proposta. Tanto io ho tentato di pubblicare questo studio mio e Milano ha rifiutato tutto. In Sardegna è un continente prevedibile, ma no, tu sei un visionario, non ti potremmo pubblicare questo testo, capite? No. Invece su questo è scientifico, io l'ho fatto con scienza e niente mi ha contestato su scienza. Tutto mi contesta io, sa contenuto ma non sa metodologia che ha impreato e finalmente sono risultato da voi che sono vestito da questo studio non mi lo hanno contestato ma hanno contestato solo genericamente che
non fu possibile e basta, questo fu un sas per aulas, non è possibile, che avete una a mezza di iscrizione, è giusto, ma Deo non è che ha ponato che non va di iscrizione, che vediamo mancare altro, sono talmente evidenti che infatti non si può ma non ha negato di evidenza, Deo invece ha negato sul fatto che questa iscrizione la sana considerata come una lingua validata. E invece non fu una lingua validata, fu una lingua iscritta, fu una lingua statuale. E poi, tornando a questa regione che si è fatto due, sopra altre persone che invece hanno tenuto conto dei studi che ha fatto Deo, appo naramosu inghiriato sabarro che mi hanno dentro, no, per non mi fare andare a peronologo, l'appo inghiriato e sono andato in Colonia, in Germania, con questa casa editrice, una delle più famate che vi sono in Germania, che pubblica da Liberos de linguistiche via, pertanto vi pubblicano in questa casa editrice sa l'income accademico, tutti sono linguisti più mannos che vi sono in questo mondo, ma hanno pedito determinate informazioni e dopo me l'hanno pubblicato. Non solo me l'hanno pubblicato su Libero, ma me l'hanno pubblicato finalmente dai vago, finza uno formato tascabile per viaggio. Però tanto su Libero proprio lo potete leggere finza uno che sta in giro per si lo può porre in sa bussiacca e si lo può leggere tranquillamente. Come si in latino Nemo profeta in patria, sempre casi capita, che tocca ad andare in forasa, poi il cari fortuna. È proprio che da voi però ha pagato finalmente altre persone che hanno fatto un studio pruso manco come su mio. Io sono arrivato a sul risultato che fu una lingua artificiale, potremmo suonare in italiano. Altro studioso, come su direttore del suo dipartimento di linguistica dell'Università di Bucarest in Romania, e si è fatto altri studi e ha bogato come risultato sul fatto che il romano non poteva dare condizionato per suo tempo su che stato non poteva dare condizionato sul rumeno come in lingua. Cagusavur viene considerato una lingua neolatina e isso però ha mostrato altre prove diverse da esamiare che avete sentito in solo fu un altro, cioè su obiettivo che perseguia da questo direttore fiat un altro. Mentre l'obiettivo mio invece fu il corso di comprendere che il canto baia de sardo in sul latino e quando sono romanos hanno posto la parte greca in saragina sarda. Beh, Bartolomeo, qualche parola specifica che ha sagattato chi latina, che deriva direttamente da sardo, oppure sa desidua este che pruschino altri usa metodologia e sta narrare chi sul latino è da sardo che ha bisogno coincidenze, che ha bisogno assonanza, no. Oppure qualche termine specifico in arasa, ecco, questo non bene di noi sardo che è da sul latino questo termine, ma è a simbesse. Ha compreso i tesennelle. Si va qualche parola. Tanto, so verbos sono quasi del sudotto, tutto sardos. Quindi, da qui non si vede. In più da voi ha pagato in sonnumenes tanto dei gusti a corrispondenza che è una cosa incredibile. Cioè, l'unica differenza che besta io come non ti scovare manco un esempio come te ne sono due, è tutto sardo. Cioè, sul latino è sardo. Su chi manca da è solo la parte finale, su morfema finale, in noi bisogna so casos. A voi su questo è tutto quanto usato, quindi non è che vada narramos una corrispondenza di gai solo di carchi per aula, è tutto usato. Dunque, sì, difatti è una cosa che un bago a mistura da finza sasabasa narimoso, muove sasabasa ripeto, finza che non si ascolta la narra, ma effettivamente non abbiamo mai pensato a questa cosa ducasa, convido finza che non si ascolta si tiene questa possibilità di poi la moso finza a presentare in sovraimpressione sul libro di Bartolomeo Porchedo proprio relativo a questa tesi di interesse umano che in qualche maniera sino a su manco pone qualche duda sì, effettivamente su sardo ben sul latino a simbesse, insomma. Asa finza pubblicato in su 2020 Roma Colonia Sarda, e Ducas Augustavuro sono titolo volte, poi in su 2021 hanno passato il più grande falso storico di tutti i tempi, la lingua latina comune,
e Occannu in su 2022 ha pubblicato la Grecia sardo-pelasgica. Ecco, di queste tre opere che ha momento fa come Bartolomeo, di che se soffermare, incentrare sopra di una in particolare, che tra le due, Roma Colonia Sarda, il più grande falso storico, la lingua latina comune, un luogo damo a resonato Gomo e Ducasa. Invece in quest'ultima opera, la Grecia sardo-pelasgica, i testi di questa Grecia sardo-pelasgica. Abbiamo che lui va un'evoluzione, no? Una volta che abbiamo compreso come funziona la lingua latina, vinzas, che avete le regole ortografiche dell'antichità e non sono come le oggi. Pertanto, una volta che riesci a comprendere evidentemente le regole di tanto, hai una CRAE che abilita una gianna e tu da gatta in un luogo che è del tutto differente. Luego appusti si può agattare le proas come su sardo e su latino vi hanno limbas precisas, prima di fare l'unione con su greco, che vi hanno proprio del tutto precisas, ha pagato uno dei spagos documentos che bisogna che antivizzano su 240 innanzi di Cristo, che è proprio su punto in cui inizia sul latino comune. E si narra del vaso di Dueno in italiano. Sul vaso di Dueno è un vaso tripode con 3 boccias, narramos ligadas, attaccadas, e va un'iscrizione che è abbastanza lunga. E da questa iscrizione si riesce da comprendere che non bisogna sos casos del greco. E pertanto questo documento che è del suo Gimbigentos innanzi di Cristo è scritto in sardo, è scritto tutto in sardo. Però a me è stato, relativamente facile a lo tradurre, che io conosco bene la lingua sarda. Però altri linguisti invece non è stato facile. Infatti vada una decchinas de traduzioni fatte da esperti linguisti e latinistas che sono tutte una diversa dai satira, proprio che avete non riescono a comprendere certo meccanismo che bisogna in questo de limba che bisogna in questa iscrizione. Ma questa parte terminale della parola, non bisogna sos casos. Non bisogna sos casos, non bisogna proprio, non bisogna sos casos. E pertanto ischisi che in quel dai gue ti riesci a nominativo, genitivo o atero. E da tanto a posichito a studiare storia di Roma, cioè Roma Colonia Sarda. Roma, ad esempio, provare è una cosa curiosa, bene dai romana, sa romana, noi abbiamo una Bibbia che è a corso a Tattara, che si chiama romana, però sa romana è una vunte, una bena di abba gassata, che ha dato dopo il suo nome a Roma che è dopo questa apertura di Saù è diventata Roma. Questo è un toponimo presente in altre parti di Sardegna, che ho fatto un esempio in Bidavuro, in cui ribeste una località romana, in cui beste un urì, una mizza, una fonte, sì. Una sorgente. Ducas finza interessante questa cosa. E sa sorgente, sa fonte di Roma, fu sa fonte di Giutturna, che fu proprio sutta su Palattino, sutta sos muros su Palattino. E quindi in cui in suo stesso punto vi fu sa Gianna, la porta romana, fu proprio in cui in suo stesso punto che ha dato dopo il suo nome a Roma. E questa punta di abba casata in antichità veniva considerata miracolosa. Infatti, bella gente che andava da Roma proprio per questo motivo, che ha avuto buona pro sanare i problemi renali. Come te gusta di romana, ma stessa cosa, romana banda gente dai dottacanta Sardegna proprio per oleare questa abba particolare. Se da poi noi andiamo a considerare giustamente satera vunte di abba gasata che beste sutta Bonorva in Sant'Andrea Priu, vediamo che in cui beste sa domus degli anas più bella di dottacanta Sardegna, pertanto non l'hanno fatta in cui a caso, l'hanno fatta in cui che avete questa fonte se venivano un considero in antichità meda importante. Pertanto questa è la parte principale, da poi sa tre se narramo su tribù che hanno dato origine a questa città di Roma, sa tribù come in Roma è una parola
truncata dell'ultima sillaba, quindi rumana. Cosa noi ne da No. Remo e da Romolo? Assolutamente no, queste sono tutte paristorie inventate. Sa tre tribù invece che vuni fian reale, sa tribù, sa per aula, tribù, esse sono attesi una per aula truncata dell'ultima sillaba, perché il tesoro romano hanno sa tendenza a truncare l'ultima sillaba e l'accentare. Sa tribù non è stato che sa tribula. Cioè, su mese di triulas, noi facciamo fuori per sincope, sa consonante mesana, chi beste sa B mesana, chi beste tra una vocale e satera, intervocalica, però sa per aula completa è tribula. Sa tribula via da dando su furcone a tre dentes che serviva a triulare il tridente, ecco, su tridente in italiano che serviva a partire Surano dai Sabula, dai Savazza. E quindi è visamente accusa una parabola sarda, ma ho fatto due esempi, e via, ma da voi tutto canto, finza organizzazione politica di Roma antica, che si basaia da sopra sa Curiasa, chi bene proprio dai su carro e guerra, dell'antichità, che fu di su curro, si la rei a curro, che avete corriata, e adesso un termine sardo, per di narrare, no? Sa curias che noi siamo sapiti, giustamente sul Medioevo, in Sardegna come curatorias. Ecco. Bisogna meta analogia, sa terminologica. Che sono incredibili. Tu andas a studiare una storia, secondo me, che è spantosa. Ogni tanto dai Minevesaia, dai Zacatrea, ma caspita. Cioè, è una cosa incredibile, ma come un fatto noi a non arrivare a questa conclusione. Noi siamo arrivati che noi non siamo specialisti in questa materia. E questo è il suo problema. Di sicuro. Ma poi, Serro con la Grecia sardo-pellargica. Tanto sono andato una volta che ho studiato Roma e le sue origini, sono andato giustamente a bailare tutto canto sul resto del Mediterraneo. E questa cosa innanzi del romano che mi dà da voi regione per la desimia è che la toponomastica antica del Mediterraneo è scritta in buona parte in sardo che si comprende o è ancora. Però di fare un esempio e torniamo a sa tribula, a Sargiola in questo caso del suo Campidano. Ad esempio, la regione del Sargulide, che beste in Grecia, una regione famosissima dell'antichità, del suo Peloponneso, ecco, si rifà as Argo. Argo in greco non chiede nulla, cioè in lingua greca non bada un significato intrinseco di questa parola. Isso Argo vuol dire la divinità che sovraintendia da sa agricoltura, eravamo in italiano, e sul territorio di Argiola che si riferia da sempre a Argo. Questa però si accomuna in area mediterranea. Ecco, ma non in greco. Caute su greco ha un'altra lingua, adesso tutto differente, però tanto isso si impreiano accusas per aulas che avete la sana carta da singue. A parte l'alfabeto che è differente. No, ma proprio la lingua è differente. Quando non bada un significato intrinseco di una paraula, creare che questa parola non è stata coniata in questa lingua, ma in un'altra lingua. Quindi questo greco sono alleato con questa parola in prestito dai chi? Dai sospellargos che vivono dando. Sospellargos è una parola che si può facilmente sintetizzare in pedargios, cioè vestitos de verge, che poi in antichità questa L balia da pensamento su uno cacuminale chiamiamo noi, però noi entriamo in questione tecnica e perdiamo un po' di tempo, però si può comprendere sul meccanismo. Sul meccanismo, quindi pedargios che riannare vestitos de verde. E sono gli unici in antichità che hanno iniziato a consare le spedese, a impiegare come abito tradizionale dei guerradores, come alta uniforme, eravamo dei guerrieri dell'antichità, fianco sardos, che hanno sapete imbolicata in su quinto e che valeva da voi come una V, come un frac moderno. E noi questo abito tradizionale, questo vestito tradizionale lo sacattiamo in suo sbronzetto nuragico nostro, in suo geroglifico egiziano e in altra fonte
intre e gustas proprio sa più importante sa statua de multiprama. Se noi la sappiamo bene, tenere proprio sapere chi vale da vu de gai, come te gusta sa. Però tanto torrendo a Argiola, questo termine beni di Dei Argiola e quindi beni direttamente da Isaia, che in greco beni di nato in altra maniera, però tanto non può essere stato sos grecos a dare su numero a questa regione. Ma sono spellato, so che voi noi. Ma poi andando a studiare bene tutto quanto si storia che sta dai secoli, ischimos vinzamente che sono grecos, intesos come achei e duri, fiano popolazioni invasoras di questo territorio, non fiano autoctonas. Però tanto issos sono arrivati in un periodo intorno sul 1580 innanzi di Cristo, hanno invaso questa penisola in un momento in cui noi magari fummo già in un vago di decadenza, ma ne manco. Capito? In questo periodo, come narra un avvistamento a genetista, badap di un'invasione dei popoli della steppa che ha da proprio invaso completamente e narramos bortulato tutto quanto la civiltà che viveva da tanto in cui hanno distrutto le città antiche, hanno occupato questo territorio e mano a mano dopo hanno imposto pensamento a Salimba. Però tutto sono litterato, sono greco, sono antico, zittano, sono spellascos. E zittano è incredibile che da voi a un certo punto si vede che siamo noi, dai gusti che narrano. In più, questa sa scientificità che resta, chi sono toponimos, chi sono agattati, in cui lo hanno lasciato sgai, pro sa parte manna, ossia toponimos de sa Grecia, sono barrados sardos. Interessante a me da Bartolomeo questa cosa, che di sicuro poi chi non si ascolta da poter essere d'accordo, però devo narro sempre chi tocca a dare tutte le stesi, tutte le opinioni del diritto di cittadinanza, come te si narra, siamo in democrazia e ducasa è il giusto puro a su manco, a si pone saduta, a su manco a leggere prima di giudicare un libro e a si vagare un'opinione. Finza se non siamo esperti, io per carità non tengo la pretesa di essere né un esperto né un linguista, vado a mancare altro, però intanto da cittadino di Sardegna, da uomini narimoso chi li piace a sparginare la cultura e a mi informare, queste sono tesi che possono a s'apparenza a casi parrere un bago voltes, però intanto ponene qualche pensamento, qualche duda sopra le stesi che si sono accumulate in sul corso del secolo e assumanco una rasa. No, questa è un'altra visione, un'altra versione che assumanco potete essere finza a noi tutti su che nos hanno contato in sul corso del secolo di poter essere qualche cosa che il fa di lavoro. E dunque, come hanno dato due, è apprezzabile sia scientificità, assumanco su metodo a livello metodologico, dove ha seguito sal fonte storica, sa di sicuro di se non sono faulas, non sono favole, come si dice in italiano, è proprio narimoso finza a attendibilità storica sal fonte che ha consultato. Poi è chiaro che come tutte le scienze ha bisogno di interpretazioni differenti, se studiosi che hanno fatto determinati studi che hanno sviluppato determinate tesi, però come si narra tutto tenemos diritto di cittadinanza, l'importante è che sia qualche cosa basato sopra de fontes e scientificità di questa metodologia. Può errare, siamo a capo della puntata, Bartolomeo, queria fare una pregunta che la mettiamo sempre in un vago in politica linguistica, che due oltre a essere dunque sono iscrittore, ha pubblicato questa chilcasa di interesse umano, sei stato sempre un attivista della lingua sarda. In esperienza tua, te pensa a un vago di su che ha fatto la politica, di su che il fa in come, di su che può fare per salvare la lingua sarda? Su che ha fatto, l'ischimo su un vago, noi si chiamiamo combattato per ottenere la lingua sarda in sa regione, mancare a progetto, però narramo l'obiettivo nostro non fu di gusto di ottenere una lingua de posta come lingua non ufficiale in sa scuole e in sa pubblica amministrazione. Abbiamo guerrato e a un certo punto paria da che vivimi già resessitos all'ottenere.
e invece da voi in questo momento non è stato arrivato. Fatto in questo momento noi pensiamo che magari non fu ancora sul momento giusto, che però sul momento giusto poteva arrivare. Mentre invece se sa politica in Sardegna non si è più occupata della lingua. Ed è un danno, secondo me, incalcolabile, che se noi non riuscissimo a porre la lingua e la cultura sarda come materia di studio obbligatoria no, a progetto in queste scuole, non vamos andare a per un luogo, non vamos a formare scienziati. Capite? Io bisogna arrivare a questa conclusione prodotto una serie di circostanze evidentemente fortunate, però pro podere naramusu arziare s'asta di 1 millimetro di gusto che si già tocca ad essere scienziati, professionisti, cioè ti deve preparare una vita, devi studiare sopra, non puoi scoprire nulla, non è possibile, Scaro, assolutamente sì. Non è possibile. Quindi se noi non formiamo i scienziati su queste due materie che da voi sono complementari, una con satira, la storia e la linguistica, hanno sempre di pari passo. Come facciamo a fare scoperte importanti per la Sardegna? E tocca aggiungere pure non è possibile. Si in periodo di usato vinza non solo in ambito linguistico e storico, ma vinza in tutte le materie. Questa è una cosa auspicabile, vinza a fare matematica, fisica, materie scientifiche in sardo, non è un beato. No. E sta a narrare su sardo veicolare, su sardo... Però bighere su sardo come materia a banda, cioè uno deve studiare italiano, inglese pure, che in questo periodo è importante studiare assolutamente sul linguismo. Però bighere questa materia sardo, materia obbligatoria, che sono docenti di lingua sarda sono tutti a progetto, all'istante si internare a andare a insegnare a progetto. Crenare che tu mandica a progetto. Uno mandica ogni dia, mandica cada dia, non è che mandica da un progetto, da poi non mandica tutto, e sul resto del anno te fagate. Non una figura strutturata, no? Una figura strutturata come in tutte le altre materie che bisogna in questa scuola, precisa a questa stessa maniera. Questo è l'obiettivo e si spera da chi all'opera. Ecco, io penso che la gente è arrivata sul momento di non smuovere e i politici non ne devono tenere conto, devono contrattare con se Stato, devono contrattare e ponere queste due materie in queste scuole, in questa pubblica amministrazione. Quando hanno entrato, noi si possiamo narrare in una certa maniera di tornare a bidere la Sardegna con suo sogro so dedere, se non con questo so de o. Se no, seguiamo a bidere la Sardegna con suo sogro de o e tutto sa scoperta che posso fare Deo, ma vistamente a un'altra persona, non viene considerata che la gente che studia a banda, fuori dalle scuole, e paga meda. Ma soprattutto non bisogna essere giovani che sono diretti interessati e che sono gustosi che devono fare un'analisi scientifica di queste cose. Pertanto quando entrano in università e chi separano la materia linguistica devono essere professionisti. E non basta manco si stimolo per fare chilca che se le istituzioni non fanno qualche cosa. No, non si può. Non si può andare innanzi a progetto su progettino, su casa professionalità andano finza a pagare. Questo tocca da lunare che bisogna persone, come Bartolo, ma metà persone in Sardegna che hanno fatto chilca e hanno insegnato Vinzasa, però non si poteva andare sempre a progetto. No, da voi può tornare una cosa, se no, sos progetto, Lunaro, francamente, sono un'alleata in giro. Cioè, praticamente, chi è andato a insegnare a progetto è stato già fallito in partenza. Cioè, è gasi che hanno un riconoscimento. Bisogna uscire da questa situazione. Bene Bartolo, Deo, siamo inserrati a questa puntata, abbiamo toccato veramente metas temas ad Importumannu, che siamo passati su questa tesi di Bartolomeo, che sono di interesse umano, che hanno un bago ammisturato tutto su questa tesi tradizionale, della derivazione neolatina del sardo. Bartolo sostiene di a Simbesse, che invece è su latino che beni del sardo, e abbiamo vinto in questa parte ultima della puntata toccato sul problema politico per salvare la lingua sarda.
De vos torro grazie per nos aver seguito in questa puntata e vos isetto a sa prossima. Adioso. Salute.